sentite? Sì. Sì, direi, allora, un secondo solo, direi che l'esperienza che abbiamo assistito è stata molto forte, almeno io parlo per me da qua dietro, ma anche guardando qualche espressione, quindi adesso magari ci siamo presi un attimo nel passaggio di silenzio, penso che sarà un po' difficile ricominciare, almeno per me, però credo sia il momento. Beh, personalmente sento ancora il cuore che batte dalla improvvisazione fatta, è stato molto intenso, devo dire grazie ancora per la partecipazione attiva, anzi, ok, messo meglio. E riprendendo un po' sempre il tema dell'improvvisazione, qui nasce uno dei progetti che abbiamo portato avanti io mi presento, sono Antonio Mangiacotti, dottore in neuroscienze e da poco ho terminato il mio dottorato in scienze pedagogiche in ambito musicoterapeutico, in collaborazione con il mio tutore, il professor Michele Besutti dell'Università di Padova e con la Middlesex University di Londra. E il progetto diciamo uno dei principali progetti che abbiamo presentato nella ricerca e dottorato è quello di valutare gli effetti in maniera un po' quantitativa, ecco, come ci chiede a volte la scienza, degli effetti della musicoterapia in ambito del contesto del healthcare in contesto residenziale per anziani. In particolare quello che siamo andati a investigare è stato gli effetti a livello cognitivo, a livello anche fisiologico e dell'umore e a livello anche delle relazioni sociali che questo magnifico approccio terapeutico non farmacologico ha. Dalla letteratura abbiamo visto anche stamattina emerge come l'improvvisazione di per sé può portare fantastici benefici, soprattutto a livello cognitivo, può aumentare l'attenzione, la motivazione, le capacità decisionali e soprattutto le funzioni esecutive, che sono le nostre capacità di elaborare stimoli, ma anche la nostra capacità di concentrazione e flessibilità cognitiva. E quello che abbiamo voluto cercare di fare in questo studio è proprio di misurare questi effetti. E cosa abbiamo fatto? In collaborazione con un centro di case di riposo che è presente a Londra, si chiama Methodist Home Association, abbiamo reclutato 52 partecipanti che avevano un'età compresa tra i 70 e i 100 anni e li abbiamo divisi in due gruppi, un gruppo che eseguiva attività di musicoterapia una volta a settimana per 4 mesi e un gruppo che ha fatto invece storytelling, quindi una volta a settimana si trovava con un operatore e veniva svolta un'attività proprio di racconto di storie. Queste persone che sono state reclutate erano persone con un decadimento cognitivo medio-moderato, quindi alcuni di loro potevano avere sintomi iniziali di demenza come di Alzheimer o Parkinson, altri invece avevano un decadimento specifico più nell'ambito della memoria o dell'attenzione. Quello che abbiamo fatto è stato che prima, durante e dopo il periodo di 4 mesi, a tutti e due i gruppi abbiamo fatto dei test neuropsicologici, abbiamo raccolto anche delle misure fisiologiche come il cortisolo salivare e altri ormoni e abbiamo misurato anche una combinazione che viene chiamata respiratory sinus aritmia, che è una combinazione tra battito cardiaco e frequenza respiratoria, che è un indice fisiologico relativo anche allo stress percepito dalla persona. Dopo 4 mesi abbiamo ripreso tutte le misurazioni e quello che abbiamo trovato di interessante è stato che per quanto riguarda la sfera cognitiva, qui abbiamo un sacco di grafici, come si può vedere qua, il gruppo rosso è il gruppo dello storytelling, mentre il gruppo blu è quello della musicoterapia. All'interno c'è da dire che in entrambi i gruppi c'era il processo, erano matchati, diciamo, per quanto riguarda il processo improvvisativo e del mood matching. Per chi di voi non è familiare con mood matching, cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a bilanciare la propria improvvisazione, il proprio stile, il modo di comportarsi in base all'umore della persona. Questo perché secondo alcuni studi si è dimostrato come quando noi ad esempio ascoltiamo musica che è in linea col nostro stato umorale vi è una maggiore attivazione delle nostre funzioni cognitive. Quindi se ad esempio siete un pochettino giù di tono, invece di ascoltare una musica che vi mette allegri, se ascoltate una musica
dello stesso contesto umorale, vedrete che riuscirete meglio ad esempio a svolgere l'attività lavorativa che state facendo, perché l'ascolto della musica non va in contrasto col vostro coinvolgimento cognitivo. Cosa è emerso? È emerso che le persone che hanno partecipato ai programmi di musicoterapia hanno mostrato un miglioramento per quanto riguarda la percezione della qualità della vita, hanno migliorato il loro umore, abbiamo usato dei test per misurare i livelli di depressione e anche i sintomi neuropsichiatrici. Abbiamo riscontrato che rispetto al gruppo di controllo che svolgeva attività di storytelling, il gruppo di musicoterapia nell'arco dei 4 mesi ha ridotto i sintomi neuropsichiatrici come agitazione, disturbi del sonno, disturbi alimentari e così via, e anche i livelli di depressione percepiti. Cosa interessante che abbiamo riscontrato soprattutto nel campo per quanto riguarda il campo della cognizione, che vi è stato un aumento delle funzioni cognitive, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione e la percezione visospaziale, quindi alcune funzioni cognitive come il ragionamento. Quindi persone anziane con decadimento cognitivo che hanno eseguito almeno 4 mesi di programmi di musicoterapia hanno migliorato le loro performance. Per quanto riguarda la fisiologia, molto interessante, abbiamo riscontrato che per quanto riguarda la combinazione della respiratoria sinus-aritmia, quindi questa combinazione tra frequenza cardiaca e frequenza respiratoria, si è riscontrato come vi sia stata una diminuzione di questo indice, quindi un maggior rilassamento nelle persone che hanno fatto musicoterapia rispetto a chi ha svolto storytelling. Mentre per quanto riguarda il cortisolo salivare e un altro ormone steroideo che abbiamo misurato, che è il deidroaldosterone, spiegando un attimo questi 2 ormoni, il cortisolo è un ormone che è relativo allo stress, ai livelli di stress percepiti a livello fisiologico, mentre il deidroaldosterone è uno stress che è molto collegato all'attività cognitiva del nostro cervello. Quindi persone giovani hanno un maggior livello di questo ormone rispetto a persone che sono più adulte o anziane, e all'interno della fascia anziana persone che sono sane, gli anziani sani, hanno un maggior livello di deidroaldosterone rispetto a anziani con deterioramento cognitivo. Quello che abbiamo riscontrato è stato appunto che in 4 mesi di musicoterapia vi è stato un miglioramento del deidroaldosterone e un decremento dei livelli di cortisolo rispetto come possiamo vedere qui, al gruppo dello storytelling, che è quello rosso, che ha avuto proprio un abbassamento della prestazione. C'è un indice di combinazione di questi 2 ormoni che dà appunto l'indice relativo allo stress, e si evince come nella musicoterapia inizialmente, vedete, c'è una stabilità, mentre una riduzione nel gruppo di controllo, poi un aumento. Quindi dopo 4 mesi è come se le persone che avevano storyteller iniziassero un po' a riprendere i ritmi normali di questo stress dovuto magari al decadimento, mentre la musicoterapia stabilizza inizialmente per dopo porre la persona in uno stato, in una quiete, e avere i benefici della musicoterapia dopo i 2 mesi. Quindi inizialmente c'è quello che viene chiamato un engagement, quindi un coinvolgimento della persona, la persona impara, cerca di capire cosa sta succedendo all'interno della terapia, per dopo, una volta ambientata, riceverne i benefici, e quindi c'è proprio questo rilassamento. Ok, basta. Ormai il tempo è esaurito, hai portato tanti dati, quindi chi vuole approfondire può trovare poi il paper appeso, e Anthony sarà a disposizione anche per una discussione più tardi, e se volete i riferimenti li trovate. Ti ringraziamo. E c'era forse un altro lavoro da discutere, quindi invito chi ha presentato il lavoro sul palco.